È arrivata verso le 12 di oggi la nave proveniente da Lampedusa, la Pietro Novelli, che ha portato in un sele 13 bare contenenti i corpi delle donne che hanno perso la vita nel tentativo di arrivare presso l'isola nel corso della traversata di qualche giorno fa. Ad accogliere le salme le massime autorità civili, militari e religiose, con in testa il prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo, il comandante della capitaneria Fusco, il questore di Agrigento Iraci, i rappresentanti dei carabinieri e delle altre forze armate e tanti civili e rappresentanti delle associazioni che hanno voluto così testimoniare la loro vicinanza e la loro solidarietà. A dare la benedizione alle salme il parroco di Porto Empedocle, Don Leo Argento. Quindi le salme verranno portate in diversi centri della nostra provincia, tra cui 2 a Favara, 1 a Ioppolo, 2 a Grotte, 1 a Campobello di Licata, 2 ad Alessandria della Rocca, 1 a Naro e 2 a Camastra. Sulle bare contenenti i corpi nessun nome scritto, solo la data della tragedia, 7 ottobre 2019. Lei ha ritenuto di essere presente in questa iniziativa, in questo momento triste, insomma? Ma certo, penso che sia un obbligo morale, oltre che civile, venire qua a accogliere queste donne, perché fondamentalmente io sono il primo sindaco donna di Porto Empedocle e questa è una strage di donne, perché saranno 13 ragazze a sbarcare qui, una addirittura di 12 anni, alcune ragazze anche incinte, e questa è una comunità che accoglie. Sicuramente saranno portate nel nostro cimitero, nella cappella, con alcuni rappresentanti delle istituzioni, qualche consigliere comunale, c'è il dottore Palumbo, la consigliera Sacco, il vice sindaco. Ho informato anche i parroci, Don Leo che è l'arciprete, siamo tutti qui per dire la nostra vicinanza che va a tutte le persone che solcano questo mare. Certamente una madre non si mette in un mare nero, silente e burrascoso se non è disperata insieme al proprio figlio. Fra l'altro ancora sono dispersi i bambini, quindi speriamo che presto si possa dare degna sepoltura a tutte queste vittime di questa tragedia immane. Ecco. È un evento che ha interessato la comunità nazionale, in particolare la comunità agrigentina. A me sembra doveroso essere qui in questo momento e desidero ringraziare in particolare le forze dell'ordine, ma sicuramente anche l'amministrazione comunale di Lampedusa, tutte le amministrazioni comunali che sono state numerose, che hanno risposto alla richiesta di ospitalità per i resti mortali di queste povere donne. E ovviamente anche il Ministero dell'Interno, in particolare il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, che fornisce i mezzi finanziari necessari per quanto riguarda la destinazione finale di queste salme. Si sa dove saranno portate sì, le abbiamo salme? fatto un piano di riparto appunto basato sulle offerte provenienti dalle amministrazioni comunali che abbiamo interessato, e io adesso so che sono 8 comuni della provincia di Agrigento nei cui cimiteri troveranno sistemazione definitiva queste 13 vittime, di cui almeno fino ad ora di una persona soltanto ci sono elementi sicuri di identificazione. Le altre sappiamo che sono di provenienza ivoriana. Ancora una volta siamo chiamati ad accogliere questi fratelli che bussano alle nostre coste e che purtroppo spesso arrivano morti, anche se loro sono partiti con l'idea di arrivare vivi, e questo ci dispiace tanto, ci rammarica ancora una volta e ci fa pensare tanto. E quindi è necessario per noi uomini e cristiani farci veramente delle domande serie, ma delle risposte concrete a tutto questo.